Allora, riprendiamo un po' la parola con il Presidente a cui ve l'avevo portata via brutalmente prima della pubblicità. Lei stava concludendo relativamente alla prevenzione e alla sanità. Sì, per quanto riguarda la sanità, noi ci stiamo battendo perché la sanità sia nel territorio, soprattutto medicina di gruppo, eccetera, che certe strutture esistenti non vadano chiuse. Voglio portare brevemente un'esperienza. L'ospedale di Montagnana, punto di primo intervento con ambulatori, un ospedale lontano da Schiavania di oltre 30 km dove si impegna 30-35 minuti per arrivare. Doveva essere chiuso, abbiamo fatto grossissime iniziative, la gente ha partecipato. Che cosa abbiamo fatto? Perché se si vuole a volte si ottiene. Abbiamo messo assieme, siamo riusciti a mettere assieme tutti i sindaci del territorio, tutte le parrocchie e tutte le associazioni del CUPLA dei lavoratori autonomi. Questo comitato con i cittadini è riuscito poi anche ad andare in regione più volte e proprio a dicembre nelle schede regionali hanno messo finalmente nero su bianco che l'ospedale di Montagnana, il punto di primo intervento e gli ambulatori non saranno toccati. E questa è una bella vittoria dell'associazione, soprattutto pensionati. Però appunto lei ha parlato del CUPLA, questo quest'altro, quindi non siete stati da soli. Quando lei mi parla, adesso noi poi ci ascoltano non solo in Regione Veneto, in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, in Lazio, eccetera, quindi ci ascoltano da buona parte d'Italia, no? Si parla di una sola provincia, dice cosa vuoi ottenere se si muove? Voi cercate anche voi di far rete, e la provocazione che le lancio è questa, cioè CIA pensionati di Padova, in questa iniziativa che è molto bella, ma fa rete a livello regionale, fa rete a livello nazionale, date quindi l'esempio facendo sistema per essere più forti, perché è ovvio che se andate come singola provincia viene da sé che uno fa un sorriso e poi se già a livello nazionale è difficile perché sappiamo che il sindacato dei pensionati si muove, si batte e non lo tiene poco, figurarsi a livello provinciale. Io lo dico perché magari mutuo le riflessioni di chi ci ascolta che so io da Belluno, per fare un esempio, dove magari non stanno sorridendo molto, no? Io voglio dire che sono soddisfatto nel senso che come provincia abbiamo affrontato questo problema e lo abbiamo risolto assieme a altri, non escludendo mai nessuno. Per quanto riguarda la questione sanità a livello regionale, noi con il CUPLA e così anche a CUPLA Padova stiamo lavorando. Noi abbiamo presentato alcune proposte per quanto riguarda la sanità, abbiamo incontrato di già il Presidente della Quinta Commissione. Quindi a livello regionale vi state muovendo? Adesso stiamo preparando un'altra lettera di richiesta di incontri perché vi sono grossi problemi che non sono stati risolti, quindi si sta lavorando a livello regionale. Poi a livello nazionale, io direi qui abbiamo il vicepresidente nazionale, possiamo sentire loro. Vicepresidente nazionale. No, allora, la sanità sicuramente bisogna, sì la legge nazionale, però poi si esplica a livello il regionale territorio che deve portarla avanti. La domanda che lei ha fatto a livello regionale, fino a pochi mesi fa ero Presidente regionale dei pensionati, abbiamo fatto un bellissimo lavoro di gruppo col CUPLA, per esempio questo coordinamento unitario, e abbiamo incontrato, come diceva Dino, il Presidente della Quinta Commissione, i parlamentari, dove raccomandiamo che la sanità deve essere intanto una sanità pubblica, ma anche una sanità che deve essere portata nel territorio. Perché adesso siamo anche un po' preoccupati perché da 21 ASL sono diventate 9, però stiamo lavorando, come diceva Dino, perché siamo un po' preoccupati. Quello che manca oggi è questo servizio che si chiamano queste medicine di gruppo integrate, che erano previste nel piano sociosanitario del 2012 e che a tutt'oggi non è che ce ne siano sufficientemente da poter dare questo servizio, perché siamo convinti che se queste medicine di gruppo integrate nascono,
il pronto soccorso ci sarebbero meno persone. Assolutamente, ma questo e è si un problema spenderebbe meno. Quindi su questa questione è una cosa che deve essere veramente portata avanti territorialmente. La rete è importante, cioè solo l'ANP da sola, Certo. non ce la farebbe, quindi è importante che tutti i sindacati si mettano assieme per fare fare in sistema, modo di dare un servizio ai cittadini, perché spesso qualcuno non può avere quel servizio quindi a livello nazionale noi stiamo lavorando, perché noi siamo al nord, io che conosco anche il sud, possiamo dire che noi siamo, come si può dire, privilegiati, ecco. Però stiamo lavorando pensando che almeno i nostri iscritti non devono essere di serie A e di serie B, ma tutti di serie A, quindi stiamo facendo un buon lavoro, rimane però il territorio. Invece volevo solo dire una cosa sul discorso del lavoro che abbiamo fatto, che è stato fatto regionalmente con i comuni. È stato un lavoro interessantissimo, adesso faremo un confronto, perché non è il primo che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri 2, faremo un confronto, però il dato che è emerso, ma che comunque dovremo anche analizzarli meglio, avere tempo anche analizzarli, la cosa che ci ha fatto anche piacere è che nonostante i comuni con le difficoltà che hanno aumentato la cifra destinata al sociale, e questa è un po' una cosa che ecco, quindi vuol dire che c'è sensibilità anche da parte dei sindaci. Dovremo comunque come CUPLA incontrare anche l'assessore al sociale, perché il problema del sociale sta diventando un'emergenza, la vita si allunga e quindi è un problema che dovremo assolutamente affrontare. Perfetto. Quindi ecco, questo sarà un lavoro che l'ANP dovrà a livello nazionale, non solo territoriale, ecco, quindi. Chiarissimo. Io voglio ricordare, quindi magari se dalla regia rimettiamo in onda le locandine, l'8 marzo Festa della Donna, una gita a Treviso organizzata dalla CIA, la CIA di Padova, Associazione Nazionale Pensionati, gita a Treviso, ore 10, visita guidata della città di Treviso, ore 12:30 un succulento pranzo, e poi la quota pranzo è €28, il pullman €10, e per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli uffici della CIA di Padova. L'altra iniziativa, ecco, questa dell'8 marzo, abbiamo la giornata della donna che si festeggia in Piazza della Repubblica a Cadoneghe, in provincia di Padova, mercato agricolo 8-13, e alle 17:30 la proiezione di film e racconti di 4 imprenditrici agricole senza trucco, biblioteca comunale, sala Calvino, via Gramsci a Cadoneghe, con degustazione gratuita dei prodotti tipici e di vino. Relativamente a queste proiezioni, possiamo dire qualche cosa, qualche anticipazione? L'abbiamo scelto perché secondo noi questo trasmette proprio a chi non è del settore quello che effettivamente è l'animo delle donne in agricoltura. Cioè sono 4 esempi di donne che hanno avuto il coraggio, proprio questo è il termine che ci rappresenta, secondo me, di andare controcorrente. Cioè, perché cosa hanno fatto? Perché in entrambi i casi si parla di un settore in forte sviluppo, perché è il vitivinicolo, però ognuna di loro con età diverse hanno saputo recuperare quello che gli altri avevano scartato. Allora primo esempio, nel primo racconto, la sorella che ha recuperato il terreno con i vigneti vecchi lasciati dai fratelli, perciò i fratelli hanno scartato quel tipo di attività, lei l'ha recuperata come storia vera, cioè tutte e 4 sono storie vere, tra l'altro sono storie che riguardano donne che vivono in contesti diversi, perciò regioni diverse, che hanno trasmesso appunto alle donne dei principi, un'educazione completamente diversa. Quali sono magari 4 messaggi che lei si sente di dire adesso pensando a questi filmati? Allora io direi, noi l'avevamo già visto in un'altra occasione che riguardava la festa del vino a Vo, però l'abbiamo voluto riprendere perché per noi l'8 marzo deve essere un contenitore
pieno di ricchezza, non una festa vuota di commemorazione, cioè di elezione al valore della donna soltanto, cioè deve essere trasmesso per noi donne un messaggio, prima di tutto un messaggio di solidarietà nei confronti delle altre che non hanno ancora saputo fare il percorso che abbiamo fatto noi, perché noi bene o male ci reputiamo, pur essendo diciamo difficoltosa la nostra giornata, ci reputiamo delle persone che hanno realizzato qualcosa in cui credevano, cioè un lavoro fortunate, diciamo, con difficoltà tantissimo, fatta. però potevamo fare anche altre strade più facili. Ci sono invece altre donne che vivono in un contesto dove la società ha ritagliato attorno a loro un determinato ruolo e non riescono a togliersi questo ruolo di dosso. Parlo ad esempio delle donne maltrattate, perché effettivamente sono strumenti in mano a qualcun altro, oppure delle donne sfruttate nel mondo lavorativo, fanno firmare ancora in bianco le lettere di licenziamento se rimangono incinte. Cioè, voglio dire, ci sono ancora queste realtà. Allora, il fatto di dire facciamo una festa dove noi portiamo il nostro esempio, che è un esempio tutto sommato di libertà, cioè il fatto che abbiamo fatto un percorso che noi volevamo fare e potrebbe essere un esempio anche per le altre. Ecco, tutto qua. Ogni anno abbiamo una tematica diversa. Il tema di quest'anno è la libertà, allora? Sì, diciamo il coraggio più che la libertà. Coraggio. Prego. Da aggiungere qualche cosa relativamente alle iniziative, qualcosa che un messaggio da portare? No, beh, il messaggio è quello, sì, mi aggiungo a Michela, che è un film bello, c'è da vedere, e come iniziativa, insomma, speriamo sia fluente, che vada bene. Che ci sia una bella partecipazione. La partecipazione, sì, di altre donne che vogliono, insomma, aggiungersi anche a noi, a collaborare insieme. Secondo voi, chiedo un po' a voi, qual è il coraggio, in che cosa c'è il coraggio maggiore adesso ad essere donne pensionate in agricoltura o anche giovani, per quel che cosa vi viene in mente? Il coraggio, speriamo di avere la pensione noi. Il coraggio di sperare di avere quella pensione. Perché dopo tanto lavorare credo che sia anche una soddisfazione che non ce la diano quando poi è troppo tardi. Ma secondo lei i giovani ce l'hanno questo coraggio di sperarci? Oppure non ci pensano nemmeno perché proprio non hanno neanche più la speranza? No, non è che non abbiano la speranza, perché i giovani secondo me sono veramente il seme del nostro futuro, come ho detto prima, e ce l'hanno la speranza, e che purtroppo girandosi intorno e vedono molto vuoto, forse non riescono a trovare una strada facilmente, devono veramente cercare in tanti sensi prima di trovare la strada giusta, non c'è tanta scelta, per cui tanti ragazzi se ne vanno all'estero proprio perché qui è molto difficoltoso, perché veramente è dura come periodo. Speriamo che passa questo momento più che altro. Grazie. Ecco, c'è qualcuno di voi che deve aggiungere qualche cosa? No. Presidente, ecco, a questo punto un'associazione di categoria, qui si torna sempre un po' sempre agli stessi aspetti, però alla fine diventa cruciale. Quanto è importante, non solo che sia conosciuta, ma anche come punto di riferimento per far sì che non venga lo scoramento, la voglia di scappare, di lasciare tutto, ma che qualcosa resti, e anche il coraggio di andare avanti, perché ci vuole veramente delle volte tanto coraggio. È più facile per un giovane pensare di andare via. Io sento tantissimi giovani che vogliono andare via, veramente tantissimi, è spaventoso il numero. Hanno ragione, non è che li vado a biasimare, anzi, però per un giovane è più facile che non per una persona che magari ha una mezza età e ha già impiantato una famiglia, ha impegni, mutui e quant'altro. Però a volte bisogna il coraggio di intraprendere una strada e continuare a farlo. Può un'associazione dare un supporto? Che cosa fa? In 2 parole.
Ne abbiamo dimostrazione pratica che all'interno del nostro gruppo operativo l'associazione di persone, in questo caso l'ANP Pensionati, che si mette in gioco per difendere i diritti delle pensioni, quindi pensando non solo a loro stessi ma alle future generazioni, e questo è già una dimostrazione di caparbietà e di volontà di mettersi in gioco e dedicare il proprio tempo a difesa di un futuro migliore per le nuove generazioni. Voi ci credete proprio, quindi lo fate a mio avviso, questa è una dimostrazione pratica. Per quanto riguardano l'associazione sempre di persone, di donne in campo, vediamo che ci mettono il tempo, la volontà per raggiungere l'obiettivo nella concretezza. Per quanto riguarda i giovani, credo che veramente dobbiamo credere in loro, perché a mio avviso sono quelle figure che oggi stanno seminando la speranza. Quindi se noi dall'altra parte li pigliamo per mano e li guidiamo cercando di non fargli fare degli errori e combattiamo la burocrazia dall'altro fronte, sicuramente la loro speranza che oggi stanno seminando sarà di buon auspicio per un futuro migliore, per una sostenibilità anche economica, e ci auguriamo tutti che il mondo andrà avanti anche dopo di noi. Chiarissimo, grazie Presidente. Siamo arrivati al termine, io vi devo ringraziare per la vostra presenza, abbiamo toccato tanti temi interessanti, grazie anche alle nostre ospiti operative e fattive, ai protagonisti, a voi naturalmente, ricordando tutti gli appuntamenti che abbiamo citato. Poi naturalmente se volete avere ulteriori informazioni potete telefonare alla CIE di Padova per ricordarveli, per darvi gli orari, per essere informati su tutte le altre iniziative che vengono fatte a vasto campo nel settore e non soltanto in occasione della giornata prossima della donna. Naturalmente ci sono gli uffici a disposizione. Grazie ancora di averci seguito, buona serata, buon proseguimento e per la prossima settimana buoni festeggiamenti per la festa della donna. Grazie. Grazie, buona serata. Grazie. Il tuo prodotto è From Italy. Vendilo qui su www.bravoitalia.it. Bravo Italia è una nuova e dinamica piattaforma marketplace che vuole offrirti la possibilità di pubblicizzare e vendere i tuoi prodotti From Italy all'estero. Noi ci occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network. Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti. Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un clic. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere. www.bravoitalia.com. Come creare la propria pagina? Quali consigli si possono dare? Ma intanto bisogna appunto collegarsi sul sito, sull'home page, c'è la possibilità di potersi inserire e verrà data subito l'opportunità di inserire in vetrina i prodotti e noi faremo ovviamente un monitoraggio per vedere la qualità delle fotografie, però diciamo che ormai l'utente che utilizza e-commerce, che utilizza i siti o strumenti come il nostro o simili al nostro, comunque ormai sono così evoluti che grandi difficoltà non ce ne sono. Comunque l'Euro Internet Servizi, lo staff è in grado di dare anche un supporto per quanto riguarda per esempio il posizionamento in vetrina dei propri prodotti, ma anche sulle traduzioni. Per esempio se uno vuole esportare in Cina, noi possiamo, magari ha bisogno di una traduzione in cinese per spiegare il prodotto o l'azienda che produce e che vuol vendere, noi siamo in grado di fare delle traduzioni. Quindi, però sono tutte cose che diamo in più se il cliente non si attrezza. Peraltro abbiamo visto che tutti quanti sono capaci e sono in grado di potersi adoperare. Ma il costo è zero, nel senso che il cliente non ha nessun costo per posizionare in vetrina i propri prodotti. Il costo che probabilmente in termini di tempo dovrà avere qualcuno che si dedica a posizionare sul portale questi prodotti. E ovviamente qualcuno dirà, beh, allora il vostro guadagno dov'è? Il nostro guadagno è e sarà nel momento in cui il cliente
vende, nel senso in cui nel momento in cui l'azienda vende il proprio prodotto, una percentuale che si stabilisce all'inizio dell'attività da contratto verrà destinata all'Eurointerim, il resto resta tutto in azienda. La spedizione è a carico delle imprese e per il pagamento l'acquirente acquista in un unico pagamento con PayPal. Una parte del guadagno la gran parte va all'azienda che espone i prodotti e una minima parte che è la nostra provvigione, il nostro guadagno. Ecco, noi abbiamo, tra virgolette, anche la presunzione di dire ok, noi siamo in grado non solo di trovarti il personale anche all'estero, perché poi la nostra attività dell'Agenzia per il Lavoro è il lavoratore e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questo noi comunque lo garantiamo. Noi abbiamo imprese che delocalizzano o che vogliono vendere all'estero e cercano del personale, noi quello diciamo è il nostro core business principale. A questo abbiamo agganciato tutta una serie di iniziative tendenti proprio a supportare l'impresa per l'internazionalizzazione. Riteniamo che sia ormai la strada che tutte le aziende, anche quelle piccole, debbano perseguire. Devono accedere o possono accedere le aziende che non sono già strutturate, ci sono aziende che non hanno bisogno di Bravo Italia per poter vendere all'estero, ma quelle aziende che non sono strutturate e che hanno però un prodotto di qualità, made in Italy, che sia di qualità in termini di design, in termini di quell'atmosfera che solo il made in Italy può dare a un prodotto, ecco, quell'artigiano, quel piccolo imprenditore è quello il target che dovrebbe essere più interessato a Bravo Italia.